Una bella manifestazione, conclusione di un percorso durato tutto l'anno. Oggi si premia questo concorso letterario musica qui alla Chiesa Madre di Palma di Montechiaro. Sì, come vedete di sottofondo ci sono le note, come potete ascoltare, del grande Nunzio Ortolano, ma la manifestazione ha visto, oltre questo grande artista della musica siciliana riconosciuto ormai in campo internazionale, ha visto i lavori del bello della scuola italiana, dei ragazzi in cui credo fortemente, delle scuole italiane, ma anche della scuola di Atene, della scuola italiana di Atene, quindi questa manifestazione ha un ampio respiro anche internazionale. Un evento che è diventato ormai un appuntamento fisso per diciamo, Palma di Montechiaro, ma anche per tutto il mondo della scuola. Abbiamo visto come Palma si risveglia, quando ci sono gli stimoli culturali Palma c'è, Palma non solo mafia, Palma non solo 4 case abusive che ahimè ci sono, ma Palma è anche la Palma della cultura. La Palma Palma di Montechiaro legata fortemente a Tomasi di Lampedusa, ed io intitolerò l'aula magna alla moglie di Tomasi di Lampedusa, Alexandra Wolf di Stomersy, a breve, quando Gioacchino Lanza Tomasi mi dirà la data che sceglierà come familiare di Tomasi di Lampedusa.